Ciao Putei. E nonno vi conta qua assieme al mio orso. Ancora vi conto la storia del Pesarol. E ora, i pastori di un tempo dormivano nei baite su una cuccia che sarebbe stato un letto fatto di pai impiantati per terra e sopra gli era dei toe inchiodati a meglio e con un materasso fatto di foglie e scartossi di panoccia e dopo si metteva sopra come per covergersi e poi ostrarsi le coperte. E spesso nel fondo della notte, quando che entrava al baito, che gli era un essere piccolo, una roba piccola, e si rampegava su per la cucetta e si sentava sul stomaco dell'uomo che si era appena addormentato e non riusciva più a respirare. E sto qua gli era il Pesarol, gli era un foetto notturno col baretto rosso e ciò gli era la personificazione proprio di un incubo, perché non faceva dormire ben chi che era su sti posti, su ste baite. E ciò contro il Pesarol, hanno che era difese, bisognava solo che mandarlo via e bisognava svegliarsi però, per dargli e farlo scampare. Ma era una roba difficile, perché la sensazione che ti eri soffocarte, prodotta dal peso del Pesarol che così che gli era a cavallo del stomaco e ti pesantiva il sonno e non veniva ciò, non vi era niente da fare, non vi era paura di cascare e di venire giù il vuoto oscuro senza i connotati umani. Ciò sto Pesarol. E nasceva così l'angoscia di indormensarsi a sera. E il Pesarol, sempre a cavalcioni del stomaco, di sventura, si godeva un mondo, perché lui così piccolo e così pesante, sempre più pesante. Un pastore una sera che ha deciso di restare sveglio e ci ha detto: qua stanchezza a me opprime, mi bisogna anche che dorma, però go sonno, ma devo stare sveglio per vedere che non arriva il Pesarol. E così, facendosi sentire da solitudine della valle, e dopo un spazio immenso il cielo che casca e stee dentro i laghi come chi fosse pieni di acqua. E a luce della luna arrendeva il gregge, cioè come che fosse tutte ombre, l'ambiente della terra, dal vodo prodotto dalle poche robe che era qualche albero, un canetto. E così ha deciso sto pastore di stare con gli occhi verti, attento al Pesarol. Verso mezzanotte ha cominciato a pisoarsi un fiantin, ma ha avuto subito un sussulto e ha visto il foetto col barettin rosso ai piedi della cuccia. E sta fermo che il Pesarol venisse su, rampegandosi su per i pai del letto. E quando che si aveva visto il suo stomaco, che ha menato un mano verso così forte da buttarlo in fondo alla cuccia. E lo ha cercato con gli occhi, e ha frugato anche tre coperte, con i mani tremanti, e ha teso le orecchie per sentire ogni rumore. Niente, non ha visto più niente, non ha sentito più niente. E il nero della notte, e se che aveva ingoiato il Pesarol, che non si è fatto più vedere. Ciao Putei, alla prossima.